Un gigantesco boccolo di rosa vivente costruito da 1200 persone. Questo è il colpo d'occhio per chi sorvolerà Piazza San Marco il 25 aprile, immagine che farà il giro del mondo. Per la festa del patrono di Venezia, San Marco, due veneziani molto attivi, lo scrittore Alberto Tosofei e l'artista Elena Tagliapietra, hanno messo in moto il progetto Venezia Rivelata e stanno attendendo l'adesione di chi dovrà fisicamente comporre il fiore. La composizione sarà creata con l'aiuto di abiti colorati, un'iniziativa che non servirà solo per festeggiare il santo patrono, ma anche un'idea a cui è affidato il compito di mostrare al mondo una città ancora viva. Il boccolo umano, soprattutto, dovrà non solo riscattare l'immagine di una città come parco divertimento, ma rivelare l'attaccamento dei veneziani ancora forte alle tradizioni, riti che cerca di mantenere avvalendosi anche di mezzi tecnologici. Questa tradizione vuole tenere in vita la leggenda che narra le gesta del trovatore Tancredi, innamorato di Maria, figlia del doge. Deciso ad eliminare gli ostacoli tra le loro classi sociali, il giovane partì per la guerra, dove però trovò la morte. Il suo corpo ferito cadde su di un bianco roseto e si tinse col rosso del suo sangue. Fu così compito di Orlando recapitare a Maria un bocciolo di questo roseto, come pegno d'amore del suo amato. Il 25 aprile Maria fu trovata morta con il boccolo posto sul petto. Da quel giorno è così tradizione donare un bocciolo di rosa rossa all'amata per esprimere i propri sentimenti. Se qualcuno fosse interessato a partecipare a questo flash mob, può trovare tutte le informazioni sul sito di veneziarivelata.it per poter dire un domani c'ero anch'io.